Bentrovati in questo appuntamento con la grande musica, Veneto 1 Classica su Eden TV canale 86. Tra poco andremo ad ascoltare il concerto dei solisti di Radio Veneto 1 svoltosi a Cittadella il 7 settembre scorso in occasione della Festa dei Veneti. La manifestazione organizzata e voluta dall'associazione Veneto Nostro Reise Venete e proprio qui in studio ne parliamo quest'oggi con il presidente dell'associazione Alberto Montagnier. Ben trovato. Buongiorno a tutti gli ascoltatori. Allora, 11ª edizione della Festa dei Veneti, ricordiamo anche la finalità per cui è nata. Certo, questa è una festa che intende sottolineare l'identità veneta, dare ai veneti delle solide basi culturali per fargli capire chi erano, chi sono e soprattutto cosa potrebbero essere. Un'associazione, la vostra, soprattutto culturale, principalmente, no? Sì, noi ci occupiamo di cultura in modo trasversale e aperto a tutti, perché la cultura non può essere monopolio soltanto di qualcuno, e è un'associazione senza scopo di lucro che sta in piedi grazie ai volontari, li avrete visti a decine a lavoro alla festa per permettere l'organizzazione di questo grande evento che ha raggiunto dei numeri di tutto rispetto, perché punte di 30, 40 o 50 mila persone ormai vengono raggiunte senza far fatica. Ecco, la vostra è un'associazione nata anche con un giornale famoso che è Reise Venete, appunto da cui prende il nome, no? Sì, la testata giornalistica è Reise Venete e molti poi ci conoscono proprio per quello. È un giornale in lingua veneta e proprio per abituare le persone a leggerla, a scriverla e farla entrare, diciamo, nell'uso corrente di tutti, proprio per mantenerla viva, anche se in Veneto c'è una buona percentuale di parlanti, ma purtroppo è in calo, per cui dobbiamo continuare a alimentare la voglia di parlare la nostra lingua veneta. 3 giornate, dicevamo, per la Festa dei Veneti di quest'anno. Ricordiamo insomma un po' gli appuntamenti, arrivando poi al concerto che faremo sentire tra poco ai nostri ascoltatori. Sì, abbiamo iniziato il venerdì sera con un convegno sempre a carattere storico-culturale, dove abbiamo avuto degli ospiti importantissimi: il giornalista Vittorio Feldri, il saggista e giornalista e scrittore Lorenzo Del Boca e l'avvocato Lorenzo Fogliata, anche lui storico di eccellenza in merito alla storia della Repubblica Veneta, della Serenissima. E poi abbiamo continuato il sabato sera con un importante concerto per giovani che ha visto un'ottima affluenza, proprio per avvicinare i giovani ai nostri temi, usando quelli che sono chiaramente i canali e le aspettative dei giovani d'oggi, perché ci rendiamo conto anche noi che siamo uomini del terzo millennio, con un gruppo di ragazzi che cantavano anche loro in lingua veneta, di Chioggia, i John C. Day, e poi il Sir Oliver Scardi, ex Pittura Fresca, per cui noi, pur trattando musica moderna, ma in lingua veneta. E poi la domenica festa tutto il giorno, con un importante momento istituzionale con l'alzabandiera della bandiera di San Marco, spettacoli continui dal palco, dal folklore a spettacoli comici, a appunto altra musica moderna, a rievocazioni storiche con addirittura qui i Veneti antichi, per arrivare in chiusura al concerto con i solisti di Radio Veneto 1, di cui siamo stati onorati, anzi onoratissimi di collaborare insieme e di rendere possibile un miracolo, perché all'interno di quella piazza il concerto ha dato una magia proprio alla chiusura della festa, che poi si chiude ufficialmente anche poi con lo spettacolo pirotecnico. Allora, tra poco andremo a vedere il concerto dei solisti di Radio Veneto 1 da piazza Piero Bon, proprio nel cuore di Cittadella. Io ringrazio il presidente di Veneto Nostro Reise Venete, Alberto Montagnier, per essere stato con noi e avercene parlato. Grazie. Io ringrazio voi e ancora grazie ai solisti di Radio Veneto 1 diretti dal maestro Giorgio Sini.
E noi ringraziamo il presidente dell'associazione Veneto Nostro Reise Venete Alberto Montagnier per essere stato con noi, e proprio a chiusura della Festa dei Veneti, domenica 7 settembre a Cittadella, c'è stata l'esibizione dei solisti di Radio Veneto 1 diretti dal maestro Giorgio Sini. In questa puntata di Veneto 1 Classica vi proporremo alcuni brani eseguiti da 3 grandi solisti: il violinista Paolo Tagliamento, il violoncellista Giuseppe Barutti e l'oboista Stefano Marangoni. E cominciamo questo concerto con il violinista Paolo Tagliamento, 17 anni, coneglianese, già diplomatosi a 15 anni al Conservatorio Giuseppe Verdi di Milano. L'anno successivo era tra i migliori diplomati al concorso di Castrocaro Terme e proprio di recente ha vinto un'importante borsa di studio che lo porterà in Spagna presso la scuola di Sua Maestà Regina di Spagna, un onore che spetta davvero solo ai grandi di questo strumento. Già 150 concerti al suo attivo e pensate, insomma, non ha nemmeno 18 anni. E tra poco lo ascolteremo nell'esecuzione dell'autunno di Antonio Vivaldi dalle 4 stagioni, accompagnato dai solisti di Radio Veneto 1. Buon ascolto!
Torniamo in studio dopo l'esibizione al violino di Paolo Tagliamento, che ha eseguito l'autunno dalle 4 stagioni di Antonio Vivaldi, e passiamo a un altro grande protagonista della musica veneta. Stiamo parlando del maestro Stefano Marangoni, grande oboista padovano di Vigonza, si è laureato al Conservatorio Cesare Pollini proprio di Padova, si è perfezionato con maestri di grande calibro come De Angeli e Falco e subito si è distinto per le sue grandi qualità che tra poco andremo ad ascoltare. Ha vinto concorsi prestigiosi come la Young Philharmonie di Colonia in Germania, la Klassische Philharmonie di Bonn, sempre in Germania, e ha svolto concerti davvero nei luoghi più prestigiosi di tutto il mondo, dalla Carnegie Hall di New York e in Australia la Sydney Opera Theatre e altri grandi palcoscenici internazionali. Qui lo andremo ad ascoltare nel concerto per oboe e archi in do minore di Alessandro Marcello, in una trascrizione originale, non quella erroneamente poi attribuita a Benedetto Marcello, e qui in questo pezzo molto delicato ascolteremo la caratteristica e l'arte davvero soave all'oboe del maestro Stefano Marangoni, qui accompagnato dai solisti di Radio Veneto 1. Buon ascolto.
Rientriamo in studio, Veneto 1 Classica su Eden TV canale 86, vi stiamo trasmettendo il concerto dei solisti di Radio Veneto 1 a Cittadella il 7 settembre scorso. Altro grande protagonista, il violoncellista Giuseppe Barutti, un musicista dalla classe immensa, tanto che uno dei grandi direttori d'orchestra recentemente scomparso, Lorin Maazel, lo ha consacrato tra i grandi talenti del violoncello per l'alta qualità delle sue interpretazioni e davvero per l'unicità che sa trasmettere al suo strumento. A soli 11 anni ha vinto il concorso a Vittorio Veneto e successivamente quello a Biella. Si è diplomato con il massimo dei voti al Conservatorio Benedetto Marcello di Venezia e ha proseguito il suo percorso di perfezionamento con i maestri Rossi, Gianigro e poi ha avuto un importante incontro, quello con il maestro Celibidache. A soli 20 anni vince il concorso come primo violoncellista al Gran Teatro La Fenice di Venezia e poi ha cominciato una serie di prestigiose collaborazioni con le grandi formazioni sinfoniche italiane. È un grande interprete anche come solista, ha collaborato con le più importanti formazioni internazionali, effettuando tournée davvero in tutto il mondo e vanta un'importante collaborazione con i solisti veneti. Noi andremo ad ascoltare il violoncello di Giuseppe Barutti nel concerto con i solisti di Radio Veneto 1 a Cittadella lo scorso 7 settembre, in questo concerto per violoncello e orchestra d'archi in La minore di Antonio Vivaldi, e sentiremo davvero tutta l'energia, la forza e la caratura di questo grande professionista, Giuseppe Barutti, a Cittadella con i solisti di Radio Veneto 1. Buon ascolto.
Davvero straordinaria l'esecuzione del maestro Giuseppe Barutti al violoncello in questo brano che abbiamo appena ascoltato. Nel palco di Cittadella sale un nuovo protagonista, torneremo ad ascoltare il violinista Paolo Tagliamento qui nell'esecuzione del Rondò Capriccioso, opera 28 di Camille Saint-Saëns, un brano non certo facile, anzi di notevole impegno per il violinista, qui a testare ulteriormente le qualità e le capacità di questo ragazzo prodigio. Paolo Tagliamento, che vi ricordo potrete anche ascoltare in uno dei prossimi appuntamenti del Prosecco Classic Festival il 25 settembre prossimo al Museo di Santa Caterina a Treviso in un concerto per ALA, l'associazione Lotta all'Autismo Onlus. Ma adesso andiamo ad ascoltare Paolo Tagliamento in questo Rondò Capriccioso opera 28 di Camille Saint-Saëns accompagnato dai solisti di Radio Veneto 1.
Siamo giunti al termine di questo appuntamento con Veneto 1 Classica su Eden TV canale 86. Io approfitto ringraziando lo staff e la famiglia Rasera di Eden TV e tutta l'organizzazione del Prosecco Classic Festival, e per salutarci abbiamo in serbo davvero una chicca che il maestro Stefano Marangoni all'Oboe ha regalato al pubblico di Cittadella. Vi anticipo, non si tratta di un pezzo di musica classica, ma un brano che comunque è già entrato nel panorama della grande musica internazionale. Tratto dalla colonna sonora di Mission del maestro Ennio Morricone, andremo ad ascoltare Gabriel's Oboe, un pezzo celestiale che siamo sicuri vi emozionerà in questa esecuzione. Noi siamo in chiusura, vi salutiamo, vi ricordiamo anche il prossimo appuntamento con il Prosecco Classic Festival per venerdì 19 settembre alle ore 21 presso l'Auditorium Santo Stefano a Farra di Soligo, con il concerto per violoncello e pianoforte assieme ai maestri Luca Fiorentini e Jakub Czorzewski. È davvero tutto, noi andiamo ad ascoltare Gabriel's Oboe, il maestro Stefano Marangoni con i solisti di Radio Veneto 1 diretti dal maestro Giorgio Sini. Da Emanuele Spironello è tutto, buon ascolto e a risentirci con i prossimi appuntamenti. Veneto 1 Classica su Eden TV canale 86. Ciao Stefano! Come bis dal film The Mission di musiche di Ennio Morricone, omaggio a Ennio Morricone, Gabriel's Oboe.